Antica pieve della diocesi di Ceneda, già citata nel 1170, la chiesa di Santa Maria Assunta è stata matrice delle parrocchie di Tovena, Valmareno, Rolle e Gai. L'attuale edificio, iniziato su commissione dei conti Brandolini su progetto di Paul Gramsel nel 1683, venne consacrato dal vescovo Lorenzo da Ponte nel 1746. La particolarità della doppia facciata crea una scenografia ruotante che dialoga con il territorio di cui si pone come perno. La facciata di ponente, quella rivolta al castello, presenta nella porzione inferiore 3 portali, sopra i quali fungono da raccordo con le finestre 3 nicchie con le statue delle virtù teologali, realizzate da Marco Casagrande nel 1852. La facciata di levante, rivolta alla loggia, mostra invece le statue di San Giovanni Battista, l'antico patrono, e delle virtù cardinali. L'interno ospita sulla volta della navata 3 affreschi in stile rococò di Egidio Dall'Oglio, la fede, la carità di Sant'Agostino e al centro la speranza o gloria del paradiso. Composizione spiraliforme che precede dalla figura di San Giacomo, la chiave d'accesso, per culminare nella Vergine in adorazione della Trinità. Dopo il fonte battesimale, la cappella di San Giuseppe conserva una pala della transizione di San Giuseppe di Francesco Fontebasso, 2 tele, presentazione al Tempio e circoncisione, e 3 affreschi di Dall'Oglio, gloria di San Giuseppe, adorazione dei magi e dei pastori. Sulla cantoria sopra la porta d'ingresso è collocato l'organo di Gaetano Callido del 1779. La parete sinistra è dominata dai 2 balconcini da cui i nobili ascoltavano la messa e dal monumento funebre di Guido IX Brandolini, con inciso il motto Religione, Prudenzia, Pazienza. Nel presbiterio l'altare maggiore con 2 angeli ai lati è anticipato da una balaustra alle cui estremità si stagliano altri 2 angeli, Fede e Giustizia, realizzati in Ungheria dal Casagrande. Nel pagliotto dell'altar maggiore un bassorilievo di Giovanni Marchiori raffigura in maniera struggente Cristo nell'orto di Getsemani. Le 3 pareti del coro sono adornate da 3 grandi dipinti di Dall'Oglio, dedicati all'Assunzione in centro, alla Natività a sinistra e alla decollazione di San Giovanni Battista a destra. La chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta a Cison di Valmarino potrebbe essere considerata una delle più belle chiese settecentesche della diocesi di Vittorio Veneto.